Derby dal sapore di alta classifica, quello tra Cus Palermo e Athletic Club Palermo Stracittadina, tra la seconda e la terza forza del campionato di Serie C1 Girone A di futsal, con il girone di ritorno che si apre con il botto in quella che è anche l'ultima gara del 2023 per entrambe le squadre. Iniziamo col film della partita girato dal nostro Andrea Germanò. È il primo tentativo dell'Athletic Club Palermo con Giuliano che strozza il tiro col destro da buona posizione. Dall'altra parte il Cus si accende con Andrea Dell'Aria, conclusione anche in questo caso nettamente fuori misura. Poi occhio a questo calcio di punizione per il sinistro di Carlo Amici, il quale batte Mazzola ma non lo bianco, appostato sul primo palo. Non sarà l'ultimo tentativo da palla ferma per il Cus, che però qui va a pressare sull'uscita dal basso dell'Athletic. Salva Mazzola su Dell'Aria, poi altro piazzato come detto prima per il Cus e ancora per il sinistro di Carlo Amici, nuovamente piazzato ma nuovamente salvato sulla linea dalla difesa della squadra dello squalificato coach Alfonso Miosi, che deve ancora difendersi dagli attacchi della squadra invece allenata da Gianluca Isgro. Qui tentativo di Guarino che però non trova la porta più, prova ad uscire dal guscio. La compagine questa volta in tenuta bianca con il tentativo parato da Lopiparo, forse la prima parata della partita per l'estremo difensore cussino, che qui deve ancora difendersi. La giocata di Giuliano a destra, la palla messa in mezzo, serie di tocchi tra cui quello con il braccio ed è tiro libero per l'Athletic Club Palermo. Va dal dischetto il solito Giovanni Tuzzolino, destro al fulmicotone, battuto Lopiparo, vantaggio all'improvviso per l'Athletic Club Palermo, che dopo aver sofferto per diversi minuti trova la rete dello 0-1 con il suo stoccatore principale, che va poi ad abbracciare Miosi presente in tribuna. Da qui in poi assalto totale da parte del Cus Palermo, che apre le danze con questo tentativo di Lucchese e poi il salvataggio su Dell'Aria da parte di Lo Bianco. Fin qui fondamentale il numero 4 in tenuta bianca. Poi ancora l'attacco di Guarino, la palla per Dell'Aria, salvataggio di Mazzola che poi è straordinario di riflesso su Quinario. Altro calcio di punizione per il Cus Palermo, rincorsa quasi passeggiata da parte di Lucchese. Terzo salvataggio sulla linea dell'Athletic Club su altrettante punizioni del Cus, che continua ad attaccare in questo finale di primo tempo. La giocata di Dell'Aria, sinistro, respinto di petto, in posa da Mazzola, e ancora assalti della squadra di Isgro, che sul calcio d'angolo che segue cerca con Dell'Aria di servire un compagno in area. Alla fine non trova nessuno, trova piuttosto Lucchese che va di volée destra, lui che è un mancino, trova comunque Mazzola. E con le immagini passiamo al secondo tempo qui al Palacus con la squadra di casa che insiste. Primo tentativo della ripresa firmato Mirko Guarino, palla che non trova la porta, poi altra palla recuperata sempre dal numero 7, uno dei migliori in campo, che si invola verso la porta, cerca il tiro piuttosto che il passaggio a Lucchese, non trova la porta. Ancora però Guarino che va ad innescare Dell'Aria, gran giocata sullo bianco e poi destro stretto, strettissimo sul primo palo, spiazzato Mazzola. 1-1. Andrea Dell'Aria è arrivato da 2 settimane al Cus Palermo, ma è già un fattore fondamentale. Seconda gara in casa e seconda gara in casa in gol per il nuovo numero 11 di Gianluca Isgro, che qui attacca ancora con Guarino, che in qualche modo riesce a disorientare l'avversario, poi disorienta anche Tuve. Conclusione, palla fuori. Ha fatto tutto bene meno che il tiro Mirko Guarino, ma insiste ancora il Cus Palermo, che cerca anche di attaccare in power play, ma in questo caso si sbilancia troppo. E allora Tuzzolino davanti all'Opiparo, la calcia alta dopo l'ottima incursione. Poi calcio di punizione nuovamente per il sinistro di Amici, che va a centrare i pali. Questa volta c'è Mazzola a salvare. Nuovo attacco tentato, ma qui è bravo Miranda a fermare Fiorentino e a spingere la ripartenza. Tocco per Lucchese che buca Mazzola sul primo palo, ma colpisce proprio il legno a portiere battuto. Cus che insiste ancora per cercare di sbloccare la partita. Lucchese col sinistro, ancora in qualche modo in bagher Mazzola, poi cerca di giocarla comandatore ma si salva con affanno l'Athletic Club Palermo, che sta difendendo con le unghie e con i denti questo pareggio, questo 1-1. Come dicevo prima, power play per il Cus Palermo, che ci riprova con Lucchese, salvataggio in spaccata fondamentale di Giuliano a negare forse il gol a Vincenzo Lucchese. Ci prova per l'ultimo assalto il Cus Palermo con il tentativo di mancina, la palla respinta e per il tandem arbitrale basta così. Suona la sirena, finisce in parità. Un bellissimo e intenso derby tra Cus e Athletic. Da Sportisile è tutto, alla prossima!